E abbiamo iniziato a suonare per un matrimonio di un amico. Ti facciamo come regalo una band di amici con un repertorio scanzonato. E da là abbiamo iniziato a suonare, registriamo questa canzone e la mettiamo su YouTube. L'abbiamo fatto e da là un po', anche con nostra grande sorpresa, c'è stata poi un'escalation di interesse. Rispetto a 20 anni fa è più difficile fare musica propria adesso, proprio perché ci sono molti più strumenti, ma ovviamente rende il tutto più difficile. Io consiglio intanto di suonare molto dal vivo, di provare a suonare il più possibile la propria musica dal vivo. Aiuta a formarsi anche come, diciamo, dal punto di vista caratteriale. Quando ti candidi, entri in competizione, ci metti la faccia e prendi una parte, che sia di qualsiasi parte o che sia anche civica, comunque tu prendi una parte e ti esponi in quel momento. E al posto vostro ci sarà sempre qualcuno che deciderà per voi. O lo fate voi in prima persona, ci provate quantomeno, oppure qualcuno che prende le decisioni per voi ci sarà sempre. Ciao, bentornati a Campus Cast, il podcast della British School di Bassano del Grappa con toni internazionali ma forti accenti veneti e poi qua lo vedremo nello specifico. Oggi siamo infatti in compagnia di Matteo Guidolin, che magari tanti per nome non ti conoscono ma di faccia di sicuro Purtroppo. sì. Musicista, artista, appassionato di cultura, di arte, ma anche politico, imprenditore. Insomma, Matteo, dici chi sei e cosa fai nella vita? Ciao, intanto buongiorno a tutti, ciao Alice, grazie anche dell'invito. Sì, faccio tutte queste cose e ho un segreto per fare tutte queste cose, farle male. Quindi riuscendo a farle male riesco a farne tante. La quantità. È la quantità e non la qualità. Scherzi a parte. Non è vero. Però adesso lo vediamo. Parzialmente, insomma, sì, quindi musicista è una parola un po' grande per me perché non so suonare nessun strumento, però da una ventina d'anni mi diletto a cantare con un gruppo musicale che si chiama Los Masadores, insomma, che insomma, è un po' conosciuto a livello quantomeno veneto. Poi, era questo il riferimento che avevo fatto. Immaginavo. A chi ti conosce di volto. Ecco, forse qualcuno mi ha visto là. Sono stato sindaco di Riese Pio X per 10 anni, sono tuttora assessore a 2 o 3 cose, ma in particolare alla cultura, che è la cosa che mi piace e mi interessa di più, e poi nel tempo libero ho anche un lavoro, insomma, tra l'altro sono qui a Bassano, sono socio di un paio di attività e poi lavoro per uno studio di comunicazione, insomma mi seguo la parte commerciale. In tutto questo poi trovo il tempo per dedicarmi un po' di passioni personali, appunto quando prima parlavi di cultura mi piace seguire alcuni progetti culturali di cui insomma, faccio parte, sono uno dei promotori, per cui ma infatti non mi annoio. Tu sei un super esempio di una persona che della sua passione non solo ha fatto un lavoro, perché tu hai avuto più passioni e di quasi tutte queste hai fatto un lavoro, perché musica, il gruppo, se ci vuoi adesso un po' raccontare, ma anche cultura, arte e un progetto che hai nel tuo comune di cui ho voglia che mi parli. Quindi partiamo dal gruppo intanto. Partiamo dal gruppo. Allora, il gruppo nasce un po' per caso, perché noi eravamo in 7 inizialmente che portavano altre esperienze musicali, ognuno aveva un proprio gruppo, anche se c'era una base di 4 di noi che già suonavano insieme, però facevano tutt'altro, un genere diciamo serio, cantautorale. Io suonavo in un gruppo che non aveva niente a che fare con questo genere musicale e abbiamo iniziato a suonare per un matrimonio di un amico comune. Ho detto, guarda, ti facciamo come regalo una band di amici con un repertorio scanzonato, e da là abbiamo iniziato a suonare 5-6 concerti così in maniera molto easy, senza nessuna pretesa, continuando ad avere i nostri gruppi come gruppi principali, insomma, del nostro tempo libero. Poi è venuto quella tromba d'aria che c'è stata a Ballà nel 2009, che per noi è stata uno spartiacque, quindi da là è stato organizzato circa un paio di mesi dopo un evento di raccolta fondi da me e altri 2 ragazzi, e ho proposto il nostro gruppo Los Masadores come diciamo headliner appunto principale. Esatto, non costavamo niente, eravamo abbastanza divertenti, hanno detto di sì. Là, per intuizione però di un'altra persona ci è stato chiesto di cambiare la canzone Domani, che all'epoca era stata fatta per il terremoto in Abruzzo, e renderla in dialetto veneto, insomma, come gioco, è stata fatta tanto parzialmente per quella sera là, perché non avevo fatto in tempo a farla tutta quanta, però ci siamo accorti da subito che
che piaceva molto. Funzionava. Per cui funzionava, abbiamo visto il pubblico, funzionava anche nei giorni successivi, ma l'avete registrata, eccetera, eccetera. Da là abbiamo detto, ascolta, registriamo questa canzone, la mettiamo su YouTube. Vediamo come va. Aveva un algoritmo diverso, per Sì. cui l'abbiamo fatto e da là un po', anche con nostra grande sorpresa, c'è stata poi un'escalation di interesse, di contatti, eccetera, eccetera. E tra l'altro in quel periodo io e altri 2 del gruppo ci trovavamo su un bus diretto verso la Cina, per cui avevamo anche grosse difficoltà a essere aggiornati, perché 16 anni fa Sì, non c'era internet come lì oggi. internet No. non era, esattamente, non c'era questa possibilità di fruirlo come adesso, per cui quando siamo tornati a fine agosto ci siamo trovati con 5-6 date fissate, ma partendo dal fatto che era un gruppo Un po' nato per caso, esatto, diciamo. di un passatempo. Da là, siccome siamo stati bravi in una cosa, non fermarsi a quella canzone, abbiamo detto subito, se vogliamo fare cose un po' serie, seriamente, nel limite della serietà che può avere un gruppo di deficienti come noi, abbiamo subito fatto un'altra canzone e iniziato a lavorare a un album. Interrompiamo momentaneamente il nostro podcast per ricordarvi che questo episodio vi è offerto da Alchimie Venete, una rete di professionisti che sviluppa progetti orientati alla valorizzazione del territorio, l'arte e le competenze locali. Alchimie Venete aiuta aziende, istituzioni e comunità a raccontarsi meglio, attraverso la creazione e sviluppo di eventi, video e podcast legati alla memoria, la sostenibilità e l'identità culturale. Se anche tu credi che comunicare bene significhi costruire connessioni vere e lasciare un impatto duraturo, scopri il loro lavoro su alchimievenete.it. Alchimie Venete, cultura, territorio, visione. Quindi diciamo che avete avuto un po' di fortuna iniziale, avete visto che questo pezzo iniziava a funzionare, avete detto aspetta qua che ci diamo una struttura e seguiamo un po' l'onda di questo successo iniziale, diamogli seguito, giusto? Esatto, esattamente, volevamo anche staccarsi dal tema era una cover, per cui volevamo provare a dire qualcosa noi. Siamo in ballo, balliamo. Esatto, nel nostro stile, e questa è stata secondo me la nostra Scelta intuizione giusta. migliore, esatto, perché poi nel tempo siamo riusciti a staccarci da quella canzone, se no diventavamo, sai come li chiamano le band, one hit wonder, no? Esatto. Fanno una canzone e poi spariscono. E da là nel tempo ci siamo dati una struttura, poi siamo cambiati anche con formazione. Certo, vi siete dati un'identità, esatto, avevate chiara un'identità che volevate mantenere. E in 17 anni, perché ormai sono passati sì. 17 anni, oltre ad aver pubblicato una decina di album di inediti, fatto varie cose, siamo riusciti a mantenere comunque diciamo un livello di attenzione verso di noi, insomma, buono, Certo. se non ottimo. E credo che quello che un po' ci contraddistingue dal punto di vista del live sia proprio che la gente viene e passa 2 ore scanzonate, viene là, stacca la spina, pensa, ecco, c'è qualcuno che sta peggio di noi e quindi si tira un po' sul morale, ed è un po' quello che Sì, diciamo che voi avete un po' questo spirito, questa nota, questa verve, ok? Però se volessimo dare un consiglio a qualche ragazzo oggi, no? Quindi una ventina d'anni dopo, Sì. rispetto a quando siete partiti voi, quindi il tempo è un po' cambiato, il mondo è cambiato, sono cambiati anche i mezzi e gli strumenti. Ma se tu dovessi dare un consiglio a qualcuno che è appassionato di musica e vorrebbe avere successo, cioè farne un lavoro, che consiglio gli daresti? Non è una domanda semplice. Tra l'altro sono passati, io come dicevo prima di avere il gruppo della Sommassatore, suonavo in un altro gruppo che aveva le stesse dinamiche, insomma, dei gruppi che nascono, che fanno musica propria. E secondo me rispetto a 20 anni fa è più difficile fare musica propria adesso, proprio perché ci sono molti più strumenti, ma ovviamente rende il tutto più difficile e la competitività altissima. Esatto, e quindi magari offre possibilità diverse rispetto ad allora, quando magari c'erano o i concorsi o il suonare dal vivo era un po' più facile. Io consiglio intanto di suonare molto dal vivo, di provare a suonare il più possibile la propria musica dal vivo, perché comunque si fa gavetta. Interfacciarsi con un pubblico che vedi se ti apprezza o no. Aiuta tantissimo, perché anche noi adesso abbiamo la fortuna di suonare solitamente di fronte a tanta gente, Certo. ma abbiamo esperienze per cui il numero di componenti sul palco era maggiore degli spettatori, per cui e non vi siete arresi. è chiaro che non era piacevolissimo, avanti, però aiuta a formarsi anche come diciamo dal punto di vista caratteriale, eccetera. Poi se si crede nel proprio progetto musicale è chiaro che non è semplicissimo, però diciamo le piattaforme musicali attuali offrono delle potenzialità che
non c'erano Non 20 c'erano anni una fa. volta, no. Anche se poi cambiano, perché per esempio noi siamo partiti da YouTube che poi nel tempo ha cambiato l'algoritmo, probabilmente quello che abbiamo fatto 16 anni fa adesso non potremo più farlo Certo. con l'attuale conformazione. Però diciamo che voi avete avuto una passione forte, una spinta forte, Sì. e avete deciso di perseguirla, perseguirla di provare, e senza arrendervi, insomma. di staccarci direttamente insomma, dalla fortuna iniziale che abbiamo avuto, poi di provare abbiamo comunque avuto molta fortuna. Infatti, avete avuto fortuna, ma avete avuto anche difficoltà, cioè c'è stato un momento in cui tu magari in particolare hai detto no, basta, mollo. Diciamo, Cosa ti ha fatto andare dopo avanti? qualche anno eravamo arrivati a un punto in cui facciamo un sacco di concerti, per tutti era un secondo lavoro ovviamente, perché Certo. non avevamo la possibilità di tenere, anche se l'abbiamo per un paio d'anni abbiamo anche pensato di farlo, anche per l'età che avevamo, per il numero avevamo una formazione di 9 persone, era una scelta molto impegnativa, poi c'erano figli eccetera, Certo. per cui era un secondo lavoro, un impegnativo secondo lavoro, perché siamo arrivati ad avere quasi 60 date all'anno più le prove, per cui diventava molto impattante. Io facevo il commerciale estero, per cui facevo 100 giorni fuori all'anno, 60 concerti più le prove. Quindi hai sempre avuto un secondo lavoro? Sempre avuto un secondo Ecco, lavoro, quindi, nessuno di noi l'ha mai avuto come Primo lavoro lavoro, principale. ok. Perché Magari sai qua da noi, comunque nella nostra realtà, cioè... sì, ma più che altro per noi è stato il fatto che eravamo in tanti, quindi 9 persone legate a un gruppo eravamo veramente in tanti, di una certa età, perché non avevamo 25 anni, quindi sì. avevamo già dei figli e tutto quanto, perché era una scelta molto impattante, per cui non ce la siamo sentite. Ok. Con il senno di poi forse è stato meglio così, perché ci ha dato la possibilità di continuare. Sì, di mantenere esatto. anche. Poi abbiamo ricalibrato una serie di cose, anche di decisioni poi nella gestione dei concerti, nella riduzione del numero dei concerti e quindi che ci hanno dato la possibilità di viverlo con più serenità, e questo ci fa sì che continuiamo a farlo adesso con veramente grande passione. Grande passione. Si va a suonare volentieri, insomma, quindi che non Bene. Quindi bello che voi abbiate fatto di una passione comunque un parziale lavoro, quindi sì, mantenendone. Viene trattato come un lavoro, Viene è trattato un come un lavoro a lavoro, tutti però gli effetti, quindi anche con tutta la parte che riguarda poi l'impegno, la gestione certo, anche di gestione. Fiscale, quindi Certo. è un lavoro a tutti gli effetti, e spesso questo non viene capito Sì, non è insomma, facile, no, cioè, non è non è- facile, esatto. insomma, Questo è un messaggio da uno pensa passare che anche, no? sia là per divertirsi, e lo si è, però per arrivare a suonare un palco c'è tutto il lavoro, Un lavoro dietro. che quello E il c'è. talento anche non basta, perché tante volte uno dice ho un talento, perché non ce la faccio, cioè bisogna anche impegnarsi. Cioè, serve talento, perseveranza e una buona dose di fortuna. Ecco, la fortuna è un fil rouge di tutto questo podcast, perché tanta gente, però la fortuna te la crei anche un po', no? La devi aiutare. Devi insomma, aiutarla, devi sì, aiutarla, secondo me esatto. non è proprio così cieca. No, Ci hai messo del tuo, tu. Qualcosa sì, Ecco. perché siamo proprio 9 cialtroni, ma non così cialtroni, insomma. Beh, ma tu poi nello specifico cialtroni o non cialtroni, qua attenzione, cialtroni politica. Là no, perché terreno minato. Qua cancelliamo questa cancellate. No, tu a parte gli scherzi, dal palcoscenico alla vita politica, perché tu sei stato sindaco anche insomma del tuo comune. Esattamente. Era una passione anche la politica? Ti è capitata un po' così? No, Com'è stata la questa passione storia? politica io ce l'ho sempre avuta, anche se non avevo mai fatto vita politica attiva, nel senso mi ero candidato nel 2004 come riempibuco di una lista, senza convinzione, solo per fare un piacere alle persone, però mi è servito per capire alcune dinamiche e alcune cose secondo me da non rifare. E poi intorno al 2012, con un gruppo di persone, insomma di amici con cui si discuteva, mi hanno detto è inutile continuare a lamentarsi al bar di quello che non va bene, Facciamo qualcosa. proviamo a mettere in campo le nostre idee, se piacciono ci proviamo a realizzarle, se non piacciono ci abbiamo provato. Da là è nata insomma un lavoro che non doveva sfociare necessariamente in una lista civica, ma poi è successo. Evidentemente avevate delle buone idee e un bel gruppo. Sì, secondo me le idee erano veramente buone, il gruppo di persone era valido, poi sono stato scelto io come figura di riferimento, con i pro e i contro del fatto di avere Di essere già un frontman. Di essere un frontman che aveva i suoi pro e i suoi contro. Certo. Insomma, ero chiaramente molto popolare nel comune, ma
altresì questa popolarità. Sì, certo, la visibilità esatto, ha sempre una doppia faccia. Poteva essere quello che andava in mutande a suonare sul palco, tra virgolette, Esatto. cosa che è stata detta anche in campagna elettorale, ma alla fine la credibilità della lista ha prevalso e da là siamo partiti ad amministrare Riesipio X per 10 anni, tuttora è la nostra lista civica che sta amministrando. La cosa di cui sono più contento è che c'è stato un cambio praticamente totale della lista rispetto all'inizio, quindi c'è stato un passaggio generazionale a partire all'interno del esatto. comune, dici? Sì, proprio all'interno della nostra lista, quindi siamo riusciti un po' a svecchiarci, a non rimanere lì fissi con, come si suol dire, alla carega. Quindi è possibile farlo? Mi stai dicendo? Perché sai, magari abbiamo anche tanti che ci ascoltano, tanti giovani che sono magari appassionati di politica, ma magari si trattengono un po' perché dicono tanto non ce la farò mai, tanto non riuscirò a fare carriera, tanto non si sposteranno mai, invece... Sono super in disaccordo con quando dico... Partendo pian pianino dal piccolo ce la si può fare. Esatto, noi ce l'abbiamo fatta e non siamo gli unici, ce ne sono tantissimi casi così. È chiaro che bisogna lavorarsi, impegnarsi. La cosa più difficile è mettersi da faccia, perché quando ti candidi, entri in competizione, ci metti la faccia e prendi una parte, che sia di qualsiasi parte o che sia anche civica, comunque tu prendi una parte e ti esponi in quel momento. E finché non lo fai però le cose non si smuovono. No, quello sicuramente no. Se no, io dico sempre, anche quando noi consegniamo ai neodiciottenni la Costituzione, dico guardate che al posto vostro ci sarà sempre qualcuno che deciderà per voi, o lo fate voi in prima persona, ci provate quantomeno, oppure qualcuno che prende le decisioni per voi, ci sarà sempre. Poi per me è stata una bellissima esperienza a livello personale, certo, fondamentalmente, perché si impara tantissimo di se stessi, dei propri limiti in primis, perché io avevo 34 anni quando sono stato eletto e pensavo di spaccare il mondo. Certo. E in di verità, essere invincibile. Invincibile, adesso arrivo io, cambio. Faccio in verità, tutto. Bisogna rispettare dei tempi, conoscere la macchina. Nel momento in cui si conosce la macchina amministrativa si può iniziare anche ad apportare quella che è la propria visione di un territorio. 5 anni secondo me sono pochi, in 5 anni difficilmente riesci ad imprimere una tua visione, 10 anni secondo me sono sufficienti. Dico questo, scusami. No, scusami tu. No, dico questo perché per i comuni come il nostro, sotto i 15.000 abitanti, c'è la possibilità di fare il terzo mandato. Sì. Io non credo nel terzo mandato, dove c'è la possibilità credo sia meglio cambiare persona, punti di vista, perché poi si rischia sempre di essere molto autoreferenziali ed è meglio sia per se stessi che per la comunità in cui si amministra avere uno sguardo nuovo e anche più perché magari fresco. Ci si fissa su se stessi e si perde un po' il focus della comunità se esatto, si sta troppo tempo e si perde il contatto con la realtà. Io ho pensato questo 1 anno e mezzo fa, non ho voluto ricandidarmi per il terzo mandato, certo, anche se sono rimasto in squadra per continuare insomma il lavoro. E infatti quello che ti volevo chiedere poi, perché al di là di questo, di un'altra tua passione quindi che hai, che è un po' lo sguardo alla comunità, che quindi ti ha permesso di essere sindaco e di lavorare proprio per la comunità, ma c'è anche un progetto molto figo, posso dire, che c'è adesso a Vallà, insomma, che si chiama Walla, sì, giusto? Lo hai iniziato mentre eri sindaco oppure è tutt'altra cosa? Allora, è una cosa parallela? Come funziona? Diciamo sì e no, nel senso che è iniziato nel 2021, quindi quando io ero sindaco. Sono stato tra i promotori, tra gli ideatori del progetto, però è un progetto che nasce come un'associazione culturale di Vallà. È anche altresì vero che il comune supporta in maniera importante questo progetto, e siamo orgogliosi di questo, però è un progetto che nasce da un gruppo di persone che aveva, spieghiamolo perché magari non tutti lo conoscono. È un progetto di rigenerazione urbana attraverso la street art, in particolare i murales. Noi abbiamo appunto dal 2021 siamo partiti con questo progetto che ha coinvolto fino alla chiusura della stagione di quest'anno, che è stata dell'anno scorso, insomma del 2025, è stata la quinta stagione, oltre 25 artisti italiani e internazionali sono venuti a Vallà a dipingere muri sia di privati che alcuni muri pubblici, creando questo progetto appunto di riqualificazione attraverso la street art. Chi sarà passato di là, io la faccio quella strada e ho notato la differenza ed è bellissimo perché vedi proprio c'è la riqualificazione di un paesaggio. E è bellissimo perché così voi vi siete messi, avevate quest'idea e l'avete portata avanti.
e gli artisti possono avere voce, perché comunque avete interpellato, Certo. avete chiamato insomma vari artisti che magari non erano conosciutissimi, però che adesso per strada si vedono e quindi si dà spazio anche a loro. Noi diciamo che abbiamo cercato di chiamare comunque artisti che avevano già uno standing importante perché Vi chiamassero un po' di- sì, ma non tanto per un richiamo, perché volevamo dare, cioè c'è una direzione artistica molto ok. Quindi è una cosa, attenta ok. alla cosa, quindi abbiamo da subito voluto dare un imprinting importante da un Ok. punto di vista di curatela artistica. La cosa di cui però io sono più contento è una sorta di rigenerazione sociale che Ok. parte da questo progetto, perché c'è un coinvolgimento di persone del paese, almeno un centinaio di persone che a vario titolo dà il proprio supporto al progetto, chi mettendo a disposizione la parete, chi portando in giro i visitatori, insomma anche economicamente, quindi ma sento proprio l'orgoglio. Adesso una delle cose che più mi ha fatto piacere è quando mi raccontava un ragazzo che era un matrimonio distante da Vallà, gli ho detto: di dove sei? Tu sono di Vallà, il paese di Murales. Quindi c'è una Bello. nuova identità che sta Sì. nascendo legata a questa, e io di questo sono molto contento. È una cosa che ancora mi fa sorridere, però vedere il sabato e la domenica girare per il paese persone, recentemente è venuta gente da Modena, da Trieste, un gruppo di tedeschi l'altro giorno che si fermano, iniziano a fare il tour Certo. a Vallà, tutto questo in 5 anni. Ecco, devo dire la verità, questo mi fa sorridere, ma mi fa anche molto piacere. Sì, devi essere lusingato di questo. Sì. E questo è un bel input anche per chi magari, abbiamo un sacco di paesi che sono belli ma che stanno un po' morendo, e anche ragazzi giovani che ci vivono, che per forza dicono: no, ma io non ho voglia di spostarmi da qua, quindi c'è possibilità, anche restando in posti relativamente piccoli, di costruire qualcosa sulla base di una passione che poi porti introito, anche comunque che diventi un lavoro o che diventi un trampolino di lancio per qualcos'altro. Guarda, su questo sono degli esempi a cui noi ci siamo anche ispirati, anche molto vicini a noi, qualcuno un po' più distante. Io penso per esempio al Lago Film Fest di Revine Lago, che è un progetto culturale incredibile e che è un motore per Lago in particolare, e di altissima qualità. Là c'è Viviana Carlette che secondo me è bravissima e ha portato avanti questo filone. Tornando un po' più indietro, sempre restando in provincia di Treviso, che conosco un po' meglio ovviamente, c'è Sarmede con un progetto culturale molto preciso, con un filone delineato che è quello di illustrazione per l'infanzia. È diventato un punto di riferimento, e parliamo di un comune di 1500 abitanti ai piedi del Cansiglio. Noi abbiamo avuto una partnership, anche se non formalizzata, in Abruzzo, in un comune che si chiama Aielli, in provincia dell'Aquila. Loro hanno un progetto che si chiama Borgo Universo, e c'è appunto un progetto di street art e poi c'è un festival, insomma una serie poi di progettualità che sono spin-off di questo progetto principale. Però veramente hanno cambiato il volto del paese, ma anche a livello di dinamismo economico sta mettendo in piedi una serie di cose importanti, dalla nascita di B&B, riaprono attività, e di nuovo senso di identità, perché anche questo è importantissimo, perché non basta sulla parte insomma economica, ma anche sentirsi parte di una comunità, proprio per favorire anche il poter restare in un luogo, insomma. Quindi questi esempi secondo me sono sempre belli da sempre copiare da quelli più bravi, insomma. Infatti, a tal proposito, per partire con un progetto tipo questo, secondo te quali sono 2 cose da fare assolutamente agli inizi e quali 2 errori da evitare assolutamente? In un progetto come questo? Sì, in questi progetti culturali, insomma. Allora, secondo me bisogna tenere alta l'asticella della qualità. Cercare di... Come hai detto tu, noi abbiamo chiamato subito degli artisti noti. Sì, poi anche possono anche non essere noti, ma cercare di fare le cose con una direzione artistica ben chiara. E aver chiaro qual è l'obiettivo del progetto, verso dove si vuole andare, perché se diventa un melting pot di progetti, sì, idee confuse, esatto, magari arrabattate. fare meno cose, ma farle bene e preciso. Da evitare, secondo me, la fretta. Ecco. La fretta è nel voler bruciare le tappe per correre troppo. Invece, secondo me, anche alcuni progetti hanno bisogno di una decantazione naturale per penetrare nella società.
e l'altra è appunto il coinvolgimento della comunità in cui questo progetto sussiste, perché se è un progetto fine a se stesso, dall'alto come esercizio di stile di un gruppo di persone e non si integra nella comunità in cui va poi a inserirsi, secondo me rimane veramente fine a se stesso e non ha una continuazione. E quindi infatti mi collego al discorso della fretta, perché spesso noi siamo abituati a vivere troppo velocemente, cioè anche il mondo di oggi ci porta ad essere super veloci. E se tu ti guardi indietro invece, e come hai detto anche adesso per questi progetti, cioè tu hai avuto pazienza di sviluppare le tue idee, di portarle avanti e sei contento di dove sei arrivato. Quindi che consiglio daresti a una persona di 20 anni o a te stesso di 20 anni per arrivare dove sei arrivato tu? Allora, intanto spero che arrivi molto più avanti di dove sono arrivato io. No, dove sei oltre. Sicuramente direi di provare a seguire un proprio percorso con regolarità, di non temere di sbagliare, di avere dei momenti di stop. Per esempio la mia prima discesa in campo elettorale è stata tragica, la lista che ha preso il 7%, l'ultima io ho preso 40 voti, per cui se avessi dovuto guardare quel frangente avrei detto: sento cosa, mollo, è meglio che... Invece è stato qualcosa che mi ha dato una serie di spunti, cosa non rifare, cosa fare meglio, eccetera, e ho atteso che fosse il mio momento. Per esempio era il 2004, il 2009 non mi sono candidato, me l'avevano chiesto, mi ho detto: secondo me non è il mio momento, non ho la testa in questo momento per fare, stavo ragionando più sulla mia carriera lavorativa e ho aspettato con calma le elezioni successive, ma mi sono preparato col tempo. Sicuramente prepararsi è una cosa che leggere, informarsi, essere presente, qua parlo della parte politica, seguire la vita politica del proprio territorio, ecco. E questo a prescindere che ci si voglia candidare o meno, perché ripeto, se l'ho visto anche nel nostro frangente, se non c'è interesse è quasi un via libera alle scelte amministrative di chi c'è in quel momento. Infatti ti volevo proprio chiedere, ma tu hai imparato da qualcuno, cioè hai tratto insegnamento in merito a questo da qualcuno in particolare, da qualche libro, da qualche sito, da qualcosa, o come stai dicendo anche proprio per la vita pubblica del tuo paese, cioè come hai fatto a imparare quello che hai imparato? Ho imparato molto anche dalle persone che c'erano, che lavoravano nel comune, persone veramente in gamba, dai miei compagni di squadra, insomma, soprattutto alcuni che erano più esperti di me anche da un punto di vista di età anagrafica, e poi io sono un consumatore anche di quotidiani, certo. leggo molto, mi piace molto leggere, ma leggo anche tantissimo quello che succede, guardo cosa fanno gli altri, cerco di prendere ispirazione, quindi è bello capire, copiare da chi lo fa meglio, insomma, certo. Quindi, oppure imparare da chi sbaglia determinate cose, per cui anche nel corso dei 10 anni ho visto che si è creata un'esperienza anche nella gestione della squadra e anche fatto tesoro di errori che ovviamente sono stati fatti nel corso dei errori ad esempio da evitare? Facilitiamo la vita a chi viene. Allora, dai. Errori da evitare, che lo dico sempre anche adesso alla nostra sindaco, si fa chiamare sindaco, è quello di voler dimostrare a tutti i costi in tempi brevi che si è bravi, che c'è bisogno di tempo per fare le cose, quindi capisco che da una parte c'è la voglia di dimostrare che si è bravi, però dicevo prima, 5 anni sono pochi, nei primi 5 anni si riesce a fare, spesso i progetti pubblici hanno tempi molto dilatati e si riesce a capitalizzare, tra virgolette, e a mettere a terra dei progetti in almeno un mandato e mezzo. Serve la pazienza di arrivarci, di capire poi come, già avere la pazienza di imparare, insomma, perché poi è chiaro che se qualcuno ha avuto la fortuna di fare prima vita politica, anche soprattutto da consigliere o da assessore, parte avvantaggiato. Io ero neofita. E per te era comunque stato un secondo lavoro, giusto? Anche questo? Allora, in verità per l'inizio sì, poi sì. Io quando sono diventato sindaco lavoravo per un'azienda. Sindaco è full time.
diventa Perché non difficile. si sa qua nei comuni. Allora, e poi io magari sono partito con le mie attività lavorative per cui ero socio di un paio di attività e questo mi permetteva di avere un'operatività molto più E essere flessibile con gli orari. Esatto. Diventa difficile, soprattutto comuni di una certa dimensione, diventa difficile pensare che non sia l'assessore sì, può essere ovviamente fatto insieme con un'attività. Sindaco per farlo bene è difficile conciliare una vita lavorativa con professione quantomeno dipendente, è molto difficile perché ti limita molto nella tua flessibilità di orari. Da libero professionista ovviamente hai il tempo di farlo, però diventa molto impattante, soprattutto per me il secondo mandato con il Covid sì, c'è stata anche quella dinamica. È stato particolarmente impegnativo, per cui ho ridotto molto la mia operatività rispetto al primo mandato, anche per l'età. Ho sentito molta differenza tra i 35 e i 45 anni, sì, devo essere onesto. Però è bello perché mi piace, perché il tuo percorso dà un sacco di respiro, nel senso che sei una persona che ha fatto un sacco di cose, che ha avuto passioni un sacco diverse, però insomma con calma, con umiltà le hai portate avanti e sei riuscito a distinguerti e comunque a fare il tuo, quindi bello, questo bello, grazie molto bella la tua storia. Grazie. E questa domanda così, ma se tu dovessi scegliere una canzone vostra o no che descrive la tua vita, quale sarebbe? Una nostra canzone o no? No, non prendo una nostra. Io sono un super patito, un fanatico dei Beatles. C'è un pre e post Beatles nella storia. Qua caschiamo in piedi comunque. Esatto. Se devo prenderne una, io prendo A Day in the Life, che per me è una canzone completa e quello proprio racconta, secondo me, anche nella struttura della canzone, un percorso. Io prendo quello, oppure In My Life, sempre di uno dei primi album dei Beatles. Queste per me sono due canzoni che mi rappresentano. Ok, vuoi cantarcele? Manca no. Non voglio rovinare capolavori. Che go provà. Va bene. E io concluderei, se ti va, facendoti una domanda, non mia, ma lasciataci dall'ospite precedente in questa box, che andremo a scoprire assieme, perché io stessa non lo so, quindi vedemo cosa che è qua de beo. Allora, attenzione. Cosa pensi del tuo futuro e quali prospettive hai? Domanda semplicissima. Della serie, cosa vuoi fare da grande? Porco cane. Io vorrei continuare sinceramente a vivere come sto vivendo adesso. Non ho grandi sogni nel cassetto, ma continuare la quotidianità che sto vivendo in questi anni, con la mia famiglia, con il mio lavoro, e continuare a vivere con la gioia che vivo attualmente tutti gli stimoli che porto avanti, che per me sono la linfa vitale. Vorrei continuare a essere curioso fino alla fine dei miei giorni. Per il resto non ho grandi sogni, non ho obiettivi particolari, se non quello di rimanere stimolato fino alla fine dei miei giorni, o almeno spero di farlo, insomma. Bello, bellissimo, sono d'accordo, la curiosità è un grandissimo motore, secondo me tutti dovremmo essere sempre un po' curiosi. È un motore. Grazie mille per il tuo tempo, per i tuoi racconti. Chi ti conosceva già ha potuto conoscerti secondo me in un'ottica un po' diversa, sotto un'altra luce. E adesso ti chiedo se hai voglia tu di lasciare una domanda per qualcuno dopo di te. Prendiamo un bigliettino vuoto. Lo devo fare, non è una domanda semplice. Te tocca. Te tocca. La devo anche leggere o basta che la pensi? No, è segreta. Ok. Quindi questa la mettiamo via, questa la componi tu. Mi munisco di occhiali. Prego, prenditi il tuo tempo. Io intanto che il nostro ospite compila la sua domanda, vi ringrazio per averci seguiti. Vi ricordo di seguirci qui sui social, se avete proposte, ospiti da proporci potete contattarci anche tramite il sito della British School di Bassano. Mettete like, cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati dei nostri episodi. Io ringrazio Kawabanga Produzioni e Alchimie Venete per il supporto e la collaborazione e vi aspetto alla prossima volta.
Matteo, stai scrivendo una canzone o... No, sto scrivendo la domanda per il prossimo ospite Oh. e come sono stato messo in difficoltà io, cerco di mettere in difficoltà il prossimo ospite. Ottima scelta, sarei curiosa di saperla, ma no, ti chiedo di metterla... La scoprirai. La scoprirò. Bene Matteo, grazie mille per il tuo tempo ancora. Grazie a voi, grazie Alice e spero sia stato interessante. Per me Molto. lo è stato molto. Molto, per me è un piacere conoscerti dal vivo, che figata.